Eder. Mech. Pallister. Negli ultimi sviluppi delle ultime 24 ore sulla vicenda della morte di Liliana Resinovic, il caso ha subito un'accelerazione investigativa che non lascia spazio a interpretazioni generiche. Si delinea sempre più chiaramente il profilo di un delitto premeditato, mascherato da scomparsa volontaria e tentativo di suicidio. Le nuove acquisizioni, sia di laboratorio che strategiche, danno forma a una ricostruzione in cui la scientifica sembra puntare il dito verso un'esecuzione pianificata, in cui nulla è stato lasciato al caso. Al centro delle ultime attività vi è il rinvenimento di fibre sospette sul corpo della vittima, isolate in punti significativi come il collo, le mani e alcune zone interne dei sacchi in cui era avvolta. Le fibre non risultano compatibili con indumenti comuni né con l'ambiente domestico e per la loro composizione suggeriscono un'origine artificiale o tecnica, come quelle usate in strumenti o abiti da lavoro. Un dettaglio tutt'altro che marginale, che spezza l'ipotesi di un gesto solitario e suggerisce un contatto con elementi esterni poco prima o dopo la morte. Le analisi chimiche su ciò che resta nei sacchi che avvolgevano il capo di Liliana segnalano una presenza anomala di residui che potrebbero indicare un tentativo di rimuovere odori, contaminazioni o tracce biologiche. Alcuni esperti chiamati a interpretare il contenuto dell'aria residua all'interno dei sacchi hanno rilevato squilibri nell'ossigeno e nella composizione volatile, facendo pensare a un sigillamento effettuato in un ambiente controllato o comunque da qualcuno con una certa esperienza o attenzione nel mascheramento. In sostanza, chi ha confezionato il corpo non ha improvvisato. Contestualmente, la perquisizione approfondita effettuata a casa di Sebastiano Visintin, durata oltre 7 ore, ha avuto come obiettivo dichiarato la ricerca di tracce o oggetti compatibili con quelli trovati addosso alla donna. La scientifica ha visionato non solo i luoghi più comuni, ma anche ambienti secondari della casa: ripostigli, garage, fondi chiusi, sacchi di plastica ancora intatti, utensili potenzialmente idonei a un'azione coercitiva. È stato passato al setaccio anche il vestiario di vecchia data, proprio alla ricerca di fibre o residui compatibili con quelli rinvenuti sul corpo. Una mossa investigativa che non è figlia del caso, ma di una strategia. Chi indaga sembra avere già in mano elementi preliminari che orientano verso la ricerca di una coincidenza fisica fra la scena del delitto e l'ambiente domestico dell'ex marito. Il sospetto è che alcuni oggetti trovati accanto al corpo o nella borsa sequestrata non siano genericamente riconducibili a una stranezza da scomparsa, ma abbiano connessioni dirette con ciò che Visintin aveva o ha ancora in casa. In particolare, l'attenzione si concentra su corde, sacchetti di plastica, guanti da giardinaggio, vecchi maglioni e soprattutto utensili usurati dal tempo, la cui compatibilità con tracce presenti sul corpo potrebbe risultare decisiva. Dal punto di vista investigativo, il quadro emerso in sole 24 ore è chiaro. I rilievi tecnici stanno stringendo il cerchio su un'ipotesi ben precisa, ovvero che Liliana sia stata uccisa altrove, trasportata già priva di vita e posizionata con cura scenica nel luogo del ritrovamento. L'intera messinscena dei sacchi, dei vestiti sovrapposti, delle scarpe disallineate non è compatibile con uno stato confusionale della vittima, bensì con una logica manipolatoria ben precisa. Lo stesso vale per i residui biologici assenti, per la composizione chimica interna dei sacchi e per i microsegni che potrebbero indicare legature precedenti o trasporto manuale. È ormai evidente che la procura non stia più navigando nel campo delle ipotesi generiche, ma su piste precise. Le fibre sospette, unite al contesto della perquisizione e agli ultimi test biochimici sui sacchi, spostano l'equilibrio dell'inchiesta da un suicidio inverosimile a un'azione coordinata, con almeno un esecutore materiale e uno o più soggetti consapevoli dei fatti. Un omicidio pianificato, messo in atto da chi conosceva la vittima, i suoi spostamenti, le sue abitudini e con tutta probabilità anche i luoghi più opportuni dove occultare un corpo, fingendo una scomparsa autonoma. Nelle prossime ore, l'attenzione sarà tutta sui risultati del confronto tra le fibre rinvenute e i materiali sequestrati. Un allineamento positivo potrebbe essere il primo tassello materiale in grado di portare a un'iscrizione ufficiale nel registro degli indagati o addirittura a un'imputazione. E a quel punto anche la cronaca sarà costretta a smettere di parlare di mistero e cominciare a parlare di omicidio. Io vado sempre avanti.
sono venuti a testare strumenti, consumi elettrici, tutto qua, niente di particolare. Hanno fatto bene il suo lavoro, il loro lavoro, basta. Vengono con più di 3 anni di ritardo, tutto là è il concetto, perché Liliana doveva essersi suicidata, motivo per il quale all'inizio, nei primi mesi almeno, di indagini sono state fatte all'acqua di rosa e pochissime, perché tanto uno che si suicida sono affari suoi, non occorre indagare per niente. E così è stato fatto, obiettivamente. Il caso ha voluto, per fortuna, che sia io che soprattutto i parenti più stretti, fratello, cugina, eccetera, conoscenti, amici più stretti, abbiamo fatto quadrato, ci siamo in qualche maniera coalizzati nel dire le medesime cose, cioè lei dopo 1 anno e mezzo addirittura di indagini all'acqua di rose, dovrei dire, è stata suicidata da parte della procura, finito tutto, archiviato il caso. Hanno chiesto l'archiviazione perché per suicidio, motivazione, ecco. Quello è stato il lavoro del primo anno e mezzo della procura, cosa che adesso è dimostrato ampiamente che non era così, perché io l'ho detto da subito, se si ritrovano mie dichiarazioni del primo mese, dei primi mesi, era assurdo pensare che potessi essersi suicidata, perché lei già è stata maltrattata come figura e come, chiamiamolo, cadavere, purtroppo al momento del ritrovamento. Dirò invece piuttosto che in qualche maniera comincia ad essere appurato che questo caso probabilissimamente per me è stato premeditato prima ed è stato eseguito non da una persona solamente. I fatti cominciano a darmi ragione, secondo me, vedremo, chi vivrà vedrà. Liliana è stata eliminata per qualche motivo che spero che i coltelli c'entrano il 0,1% secondo me. Sebastiano deve raccontare un sacco di cose, per esempio come mai dopo essere stato a Cattinara e prima di agganciare la cellula di Corso Italia, dove ha detto che ha portato i coltelli, in realtà li ha portati la sera prima. Ebbene, quel giorno, 14 dicembre, come mai il suo telefono aggancia la cella di casa alle 8:24 con Liliana ancora in casa? Deve spiegare un sacco di cose, purtroppo per lui, Sebastiano. La lista è alta così. È vero che la lista è alta così e che Sebastiano ha un sacco di cose da spiegare, ma nel frangente indicato da Serpin, Sebastiano non ha niente da spiegare, perché per passare dal punto A al punto C è ovvio che passi dal punto B, che corrisponde alla zona della sua abitazione. Tuttavia, come abbiamo visto, leggendo gli atti si evince nitidamente e chiaramente che Sebastiano non ha il tempo per andare a fare una visitina o prendersi un caffè con Liliana. Basta leggere bene gli atti e saperli capire per dire che questa cosa Sebastiano non la deve spiegare. Lui è stato aiutato, una persona sola, anche per portare lì Liliana dove è stata trovata. Liliana è stata portata lì cadavere, impacchettata purtroppo, così l'hanno preparata e portata non una persona sola, non ce la fa, anche se è leggera, 40 kg come Liliana. Cade nelle buche precedenti, il sentiero che porta là, soli 50 metri, poco più, presenta delle buche
diciamo pericolosissime. Io stesso che conosco il posto, ormai purtroppo per me, ci sono andato 10.000 volte, praticamente ogni volta corro il rischio di sprofondare. Il buco non è profondo, 20-30 centimetri, più che sufficiente per rompersi o caviglia o maleolo. Di questo sono esperto e lo posso dire. Ci sono dei buchi, almeno una mezza dozzina, pericolosissimi. Una persona sola, con lili, un fagotto con lili dentro, anche di soli 40 kg, non esce indenne. Questo è il concetto. La logica in questo fatto manca la logica. Liliana non può essere andata lì con le sue gambe, non può essersi uccisa là, vestita in quella maniera, come uno prima si uccide, dopo si veste. Non è stata uccisa là, è stata uccisa prima e preparata, perché era ben messa con sacchetti bianchi in testa, un sacco nero sotto, uno sopra, è stata confezionata. E questo è lo sbaglio di chi lo ha fatto. Questo fatto è premeditato, studiato a tavolino, secondo me. Vedrete che fra anni io non ci sarò più, ma voi assieme non potrete che dire: lo scemo, quello là che lo diceva, aveva ragione. Punto. Lui aveva nell'Isontino, nativo di Gorizia, da prima, lui aveva un sacco di amicizie che frequentava correntemente, e lui ha portato Liliana a conoscere questo stuolo di amicizie, almeno una mezza dozzina se non più. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.